Imponenti misure di sicurezza per il concerto di Capodanno in piazza a Cosenza, attesi migliaia di fan per gli scancanansi. Occupato stamattina l'ex hotel centrale a Cosenza, la struttura abbandonata da anni, il comitato Prendo Casa, senza un tetto non c'è dignità. Rissa fuori da un locale in centro a Cosenza, ferito gravemente un 27enne, il giovane è stato aggredito dapprima con calcio e pugni, infine colpito da 10 coltellate. Oggi dico addio alla giustizia, non saremo più in nessuna aula di tribunale. L'amaro sfogo di Matilde Lanzino, dopo 29 anni dalla morte di Roberta, il delitto resta senza colpevoli. Il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, ha disegnato la città del 2018 nella tradizionale conferenza stampa di fine anno, occasione per bilanci e prospettive. La Regina si aggiudica il derby con il Catanzaro, il Cosenza vince in trasferta, il Rende si aggiudica la gara casalinga contro l'Acragas. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque tutto pronto a Cosenza per il concerto di Capodanno in piazza, attesi migliaia di fan per gli scancanansi, imponenti le misure di sicurezza, vediamo. Tutto pronto a Cosenza per il Capodanno in piazza, evento clou il concerto degli Scancanansi, gruppo rock tra i più popolari al mondo. Il grande palco allestito in piazza dei Bruzzi, vedete, è ormai ultimato. Quello di Cosenza è l'unico concerto in Europa degli Scancanansi, un evento per tutti i fan del gruppo musicale e per gli amanti del grande rock che arriveranno nella città dei Bruzzi da tutta Italia, come dimostrano le tante prenotazioni pervenute alle varie strutture alberghiere. Imponenti le misure di sicurezza, sono state predisposte, come vedete, diverse vie di fuga. Il piano di sicurezza è coordinato da prefettura e questura. Eccezionali le misure organizzative, predisposte infatti idonee aree parcheggio e numerose navette attive fino al mattino. Centinaia di steward inoltre coadiuveranno le forze dell'ordine e presideranno i vari varchi di accesso al concerto. Per festeggiare in sicurezza l'arrivo del nuovo anno, il sindaco ha firmato 3 ordinanze, tutte finalizzate ad eliminare elementi di pericolosità. La prima vieta la somministrazione e la vendita da asporto dalle 22 del 31 dicembre 2017 alle 6 del 1 gennaio 2018 di bevande alcoliche contenute in recipienti di vetro e metallo e la vendita, somministrazione e consumo di bevande superalcoliche. La seconda ordinanza si applica invece a tutta l'area compresa tra Piazza dei Bruzzi e Piazza Bilotte ed è finalizzata ad eliminare elementi di intralcio e consentire dunque la partecipazione al concerto in condizioni di sicurezza. L'ultima ordinanza infine vieta su tutto il territorio comunale l'utilizzo e la vendita di fuochi pirotecnici. 50 persone, italiane e immigranti, tutti senza casa, hanno occupato questa mattina l'ex hotel centrale a Cosenza, la struttura vuota da anni. Il comitato Prendo Casa dice: senza tetto non c'è dignità. Il peluche azzurro stretto in mano, il piccolo lo porterà con sé nella nuova casa, in tutto 15 bambini e 35 adulti, circa 50 le persone che stamattina hanno occupato l'hotel centrale a Cosenza. Senza un tetto non c'è dignità, il comitato Prendo Casa lo ribadisce. Nella città dei Bruzzi, secondo gli attivisti, ci sono 20.000 stanze vuote a fronte di famiglie che dormono sotto un cielo di stelle. Non posso dare da mangiare a una bimba, che ho una bimba piccola da 1 anno e 4 mesi, e sono per strada, dormo anche per strada. Dormo da amici, quindi mi è capitato, mi sa che due giorni che sono rimasto fuori per con altre persone, altri ragazzi. La struttura occupata oggi da tempo è inutilizzata. Questo è un albergo vuoto che è stato ristrutturato con fondi pubblici e noi pensiamo che debbano rientrare nella disponibilità del pubblico, visto che è il pubblico quello che l'ha in qualche modo finanziate e ha dato modo a far esistere questi luoghi. Quindi occupiamo perché c'è tanta gente che vive questo dramma, vive l'emergenza abitativa, vive l'emergenza freddo. Siccome non ci sono risposte concrete da parte delle istituzioni, bisogna per forza fare degli atti illegali per far capire che il problema c'è ed è reale. L'ex albergo è stato preso di mira dai vandali, all'interno si sono portati via persino i fili del quadro elettrico. Non c'è rimasto più nulla, sopra nelle stanze la situazione è praticamente identica, non c'è rimasto più nulla, quindi ora dobbiamo fare un duro lavoro di autogestione e rimessa, dobbiamo dare una dignità a questo posto. Vicino ai più poveri la solidarietà anche delle famiglie cosentine. Massima solidarietà sia per chi ha occupato e chi si è preso cura di queste persone che non hanno casa e sia per le famiglie stesse, come ben vedi io ho 3 figli, ho tutti i comfort a casa. Invece ci sono persone magari che dormono per la strada con 3 figli e mi sembra una cosa del tutto, mi sento in colpa io per loro.
Un diverbio tra giovani in un locale del centro a Cosenza si trasforma in risse. Un 27enne finisce in ospedale con ferite d'arma da taglio. Un litigio scoppiato in un locale, due gruppi di giovani che prendono le difese dell'uno o dell'altro e il battibecco si trasforma ben presto in rissa. La scena si sposta in strada e diventa sempre più violenta. A farne le spese un giovane di 27 anni, del quale non sono state rese note al momento le generalità, preso a calci e pugni e accoltellato la scorsa notte fuori da un pub di Cosenza, ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Il fatto è accaduto in una delle strade del centro, una traversa di Corso Mazzini, in uno dei tanti locali frequentati da ragazzi. Secondo la ricostruzione fatta dalla Polizia di Stato, il ferimento è avvenuto al culmine di una rissa scoppiata per motivi in corso accertamento, pare per un apprezzamento di troppo rivolto a una ragazza, tra due gruppi di giovani. Il 27enne sarebbe stato colpito una decina di volte con un'arma da taglio in varie parti del corpo. La polizia sta adesso ricostruendo quanto è accaduto, grazie alle testimonianze dei presenti sul posto e anche all'ausilio delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, e avrebbe già acquisito alcuni elementi che potrebbero portare all'identificazione del responsabile del ferimento. Dico addio alla giustizia, le parole amare di Matilde Lanzino. Dopo circa 30 anni l'omicidio di Roberta resta senza colpevoli. Matilde Lanzino, la mamma di Roberta Lanzino, dopo 29 anni il delitto è senza colpevoli. Lei oggi dice: dico addio alla giustizia. Sì, dico addio, io almeno personalmente, io e la famiglia diciamo addio a questa giustizia. Poi se lo Stato vuole continuare ad occuparsi di Roberta lo faccia. Noi non saremo più nei tribunali perché siamo stanchi di sentire ripetere nelle aule dei tribunali e di leggere nelle sentenze che ci sono stati gli errori. E questi errori però è inutile confessarli quando non li paga nessuno. Se le provette si sono perse perché in un laboratorio si spostano le stanze, ebbene, noi non ci risulta che qualcuno è stato licenziato, che qualcuno è stato defenestrato. Nel nostro processo sono andati a prendere le provette in Inghilterra senza avere l'autorizzazione del giudice, come è stato detto. Io parlo, so quello che sento nelle aule dei tribunali, non per la strada. Allora siamo stanchi. Adesso noi non vogliamo più che il nome di Roberta sia associata a questo pietismo, povera Roberta. Roberta non è povera, Roberta lascia una ricchezza incredibile, sia di memoria, di ricordo da parte dei compagni, di chiunque l'ha conosciuta, sia una ricchezza di quello che è nato dopo Roberta. Noi con la Fondazione lavoriamo 24 ore su 24 per le donne, perché quello che è successo a Roberta, e cioè essere aggredita, violentata in quel modo, forse anche dopo morta, quindi parliamo veramente di assassini inqualificabili, di stupratori inqualificabili, e quello che è successo a Roberta perché è donna, perché era donna, non debba succedere più. Bilanci e anticipazioni per il 2018 nella conferenza stampa di fine anno del sindaco di Cosenza Mario Chiuto. Il sindaco di Cosenza Mario Chiuto, per la tradizionale conferenza stampa di fine anno, ha scelto come location gli spazi di Piazza Bilotti, che ospiteranno il museo virtuale di prossima apertura. Dopo la proiezione di un breve filmato, il primo cittadino, affiancato da tutti i componenti della giunta, ha ripercorso l'intenso ed entusiasmante anno di attività amministrativa che ormai volge al termine. Abbiamo completato le più importanti opere pubbliche, abbiamo puntato sulla produzione culturale innovativa con il Museo di Arte Contemporanea dei Box Art delle residenze degli artisti, che è appena aperto e che viola all'occhiello in ambito anche internazionale, perché gli artisti che vengono qui in residenza lasciano un pezzo e lo lasciano in quel museo, quindi è un modo di far conoscere la Calabria al di fuori dal territorio nazionale. Un bilancio molto positivo anche da un punto di vista delle buone pratiche. Oggi noi siamo la città del sud Italia che è la prima in graduatoria di Legambiente Sole 24 Ore per qualità della vita, perché abbiamo puntato molto prima degli altri sulla raccolta differenziata dei rifiuti, sull'efficientamento energetico, sulle piazze pedonali, sui percorsi tattili per le persone disabili. C'è una città che si proietta sempre più come una città che punta alla sostenibilità urbana, che oggi diventa assolutamente prima
nel sud per queste attività e per queste opere. Il sindaco ha poi illustrato i progetti in cantiere proiettati nel nuovo anno, che si preannuncia ricco di novità. Il 2018 sarà un anno importante perché le opere che noi abbiamo realizzato adesso diventeranno parte integrante del territorio, parlo del fiume che diventerà navigabile con il ponte di Calatrava, del museo di Alarico che è stato appena appaltato, del museo dei Box Arts che è stato già inaugurato, sarà inaugurato il planetario che sarà il secondo planetario in Italia dopo quello di Milano come osservatorio astronomico, con il Museo delle Scienze e il parco del planetario. La città da corso pedonale diventa centro pedonale e che con questo centro pedonale, insieme alle reti ecologiche, dei fiumi, dell'asse della città dello sport con il nuovo stadio che stiamo per realizzare, diventerà assolutamente attrattiva, una città che unisce la tradizione e l'identità alla innovazione e alla qualità architettonica anche nella parte contemporanea. Il prefetto di Vibo, Guido Longo, si rivolge ai cittadini invitandoli ad avere fiducia nelle istituzioni. Ognuno, dice, deve fare la sua parte. Soprattutto in una provincia più difficile di altre come quella di Vibo Valentia bisogna impegnarsi per riconquistare la fiducia del cittadino, rafforzando la credibilità delle istituzioni, fulcro intorno al quale improntare un percorso votato alla legalità. Nel tradizionale incontro di fine anno con la stampa, il prefetto Guido Longo ha parlato chiaro, senza nascondersi dietro frasi rituali, ribadendo la ferma volontà di raggiungere questo obiettivo, perché se il cittadino si vedrà riconoscere i propri diritti, non ricorrerà più alla criminalità organizzata. Prefetto, si chiude un anno che lei ha detto impostato soprattutto sulla legalità. Per forza, quello è il passaggio obbligato. Il passaggio obbligato è quello, legalità e, torno a ripetere e lo sottolineo, credibilità istituzionale. Credibilità istituzionale significa che ognuno deve fare la sua parte e deve farla fino in fondo, senza se e senza ma, perché questo dà fiducia ai cittadini. I cittadini parlano quando le istituzioni sono credibili. Da questo punto di vista lei ha detto una cosa importante, il cittadino se non parla è perché ha paura, non è una questione di omertà. No, il cittadino ha paura, perché prima di parlare vuole instaurare un rapporto di fiducia con l'interlocutore. Quando ha la fiducia dell'interlocutore allora parla, e qua la gente parla, non è vero che non parli. Che 2018 prospetta per Vibo Valentia? Ma si è iniziato un percorso, almeno ho cercato di iniziare un percorso. Speriamo di proseguirlo nel migliore dei modi. Laureana di Borrello nel Regino sta diventando un paese fantasma. Lo spopolamento negli anni ha lasciato le case vuote, senza lavoro, le famiglie costrette ad emigrare. Il problema dello spopolamento è uno dei fenomeni che sta interessando la Calabria, in particolar modo i piccoli centri. Nel Regino e nella piana di Gioia Tauro è una problematica molto presente e in crescendo. Laureana di Borrello, un tempo sopra i 10.000 abitanti, nel giro di 20 anni ha dimezzato la sua popolazione. Interi nuclei familiari hanno preso le valigie e sono emigrate al nord e all'estero. Nel solo 2017, che tra poco saluteremo, questo fenomeno emigratorio si è profondamente accentuato. Oltre 90 persone hanno deciso di lasciare lo storico paesino per altre mete, soprattutto le regioni del nord Italia e il nord Europa. Quindi una fenomenologia immigratoria che ritorna prepotentemente nella nostra regione, che contrasta in modo evidente con un altro fenomeno, ossia il processo inverso, quello immigratorio proveniente dal Nord Africa verso le nostre coste. Certo, a Laureana di Borrello le amministrazioni di questi ultimi anni non hanno aiutato per nulla a frenare questo fenomeno. Lo scorso anno la giunta comunale è stata completamente azzerata da un'ondata di arresti con l'operazione Lex, un connubio, un intreccio tra malaffare e criminalità organizzata e colletti bianchi dell'ente teneva sotto scacco l'intero comune. Sgominato dalla DDA Regina, oggi la bella cittadina è retta da una terna commissariale prefettizia. Già negli anni 80 e 90 il centro pianigiano era stato interessato da una tremenda faida tra clan rivali
mondiali che aveva innescato un pesante processo migratorio. Dopo quegli anni una graduale ripresa della popolazione, prima uno stop all'emorragia e poi una lenta risalita degli abitanti. Ora nuovamente il declino. 90 persone che in un anno lasciano una cittadina di circa 5.000 abitanti è un vero salasso, un'emorragia che le future amministrazioni dovranno colmare e frenare. Ma il fenomeno migratorio è un problema che interessa tutta la Calabria e il Mezzogiorno, che colpisce in particolar modo le nuove generazioni, e le classi dirigenti locali e nazionali dovrebbero fare di più, a cominciare dal creare nuova occupazione, offrendo nuove opportunità e servizi a partire dalla sanità, omologarli almeno agli standard civili del resto d'Italia, ma purtroppo a vederle queste classi dirigenti viene lo sconforto. La divisione anticrimine della Questura di Reggio Calabria ha sequestrato beni immobili per un valore di 600.000 euro riconducibile all'imprenditore Nicola Comerci di 70 anni, attivo nella piana di Gioia Tauro e con rilevanti interessi economici nelle province di Vibo Valentia, Roma, Bologna e in tutto il nord Italia. Secondo gli investigatori, Comerci dagli anni 70 in poi avrebbe accumulato beni nel campo soprattutto delle strutture ricettive, della ristorazione e dei villaggi turistici grazie all'appoggio fornito dalla Cosca Piromalli. Controlli in tutta la Calabria finalizzati ad individuare materiale pirotecnico pericoloso nel Reggino, sequestri e denunce. Sono stati molti sequestri di botti natalizi nelle ultime giornate. Ieri a Siderno sigilli ad una quantità enorme di giochi pirotecnici da parte della Polizia di Stato. Ma da settimane tutte le forze dell'ordine sono impegnate tra Reggio Calabria e provincia in un'attività di prevenzione e repressione del fenomeno che purtroppo coinvolge migliaia di persone, anche minori. Si sa, Capodanno ha questa caratteristica e nulla di male c'è a salutare il nuovo anno con un gesto colorato e anche rumoroso di benvenuto, ma il guaio è che nella vendita si inseriscono clandestini che propongono prodotti non autorizzati resi potenti da accorgimenti e misture fuori legge. L'effetto è devastante. Al mercato legale si affianca un mercato illegale che è autentico pericolo per la collettività. Fino a questa mattina i controlli da parte di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Municipale sono stati continui e sono stati effettuati a tappeto, proseguiranno anche nella giornata di domani. E guerra, insomma, ai clandestini. Infine un consiglio semplice e valido che arriva dagli esperti. Se proprio dovete utilizzare questi botti, fatelo con la massima attenzione e rivolgetevi agli esercizi commerciali autorizzati. Non fidatevi insomma di merce non controllata e offerta a buon mercato. Le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Con l'avvicinarsi dei festeggiamenti di Capodanno proseguono i controlli della Polizia di Stato della provincia di Cosenza su disposizione del questore Giancarlo Conticchio. A Rossano una vasta operazione contro il commercio abusivo di botti che ha portato al sequestro di circa mezzo quintale di materiale esplodente vietato. I controlli hanno interessato soprattutto attività commerciali e venditori ambulanti. Un commerciante è stato denunciato. I finanzieri di Crotone hanno sequestrato oltre 4 quintali di fuochi d'artificio detenuti in parte in vari magazzini della città o nascosti sotto le bancarelle allestite in questo periodo in molti punti della città proprio per la vendita dei botti. Tra i materiali sequestrati anche quelli artigianali, i cosiddetti missili di chimo coreano, particolarmente pericolosi. 4 persone sono state denunciate. Luce e gas, rincari in bolletta anche per le famiglie calabresi. L'autorità per l'energia ha stabilito che dal prossimo 1 gennaio le bollette subiranno un incremento del più 5,3% per le forniture elettriche, mentre per quelle del gas l'aumento sarà del 5%. Siamo davanti ad una vera e propria stangata, sostiene Francesco Di Lieto del Codacons, per le tasche delle famiglie calabresi. Raid vandalico a Vibo Valentia, tagliate le ruote di 6 auto. A fare la scoperta sono stati gli stessi proprietari delle vetture che hanno avvertito la polizia. Per far luce sul raid vandalico, i poliziotti stanno visionando le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza della zona. La polizia locale di Lamezia ha denunciato un 50enne che nella qualità di rappresentante legale di una ditta aveva smaltito illegalmente della terra da scavo circa 5 metri cubi depositandola su un suolo aperto al pubblico. Dagli accertamenti è emerso che il materiale di scavo proveniva da un cantiere edile. Cambiamo argomento. Cerisano riscopre una delle sue più apprezzate tradizioni, quella del presepe artistico.
Nel cuore delle serre cosentine, Cerisano durante le festività natalizie torna ad essere il borgo dei presepi. Abbiamo fatto questa scommessa, riprendere il vecchio percorso dei presepi cerisanesi. Cerisano ha una grande tradizione, una grande storia e l'amministrazione comunale quest'anno ha voluto scommettere su questo ritorno al passato. Abbiamo convinto i tanti maestri cerisanesi che sono ritornati a lavorare così gratuitamente, per passione, per diletto, per trascorrere anche alcune serate insieme, per riproporre antichi scenari, antichi riti, se vogliamo, nel nostro piccolo borgo. Il suggestivo percorso inizia da Palazzo Sersale che, oltre al presepe monumentale, ospita nelle diverse sale tanti piccoli presepi, espressioni artistiche di maestri artigiani che hanno voluto celebrare il ritorno alla tradizione. Il viaggio prosegue nella congrega della Chiesa del Carmine, nella parrocchia di San Lorenzo e nella congrega di San Domenico. È tutto il borgo che celebra il Natale attraverso il presepe, che diventa metafora della vita quotidiana, raccontata all'interno dei monumenti più belli e tra gli scorci più suggestivi. Cerisano fino all'8 gennaio, oltre ad offrire il percorso dei presepi, regalerà ai visitatori altre suggestioni all'insegna della tradizione e con tanti momenti di intrattenimento e di svago. Tra il 4 e il 7 di gennaio Cerisano aprirà di nuovo le proprie porte ai tanti visitatori per il Festival delle Serre Winter e che avrà l'apice nella Quadara Jazz, l'ho definita io, con tanta musica e con questa riproposizione di questa antica tradizione cerisanese della Quadara. Ovviamente aspettiamo tanta gente, tutto gratis, per stare insieme, per divertirci, per salutare il nuovo anno e per augurarci anche un anno migliore per tutti. Siamo allo sport calcio, i risultati delle squadre calabresi di Lega Pro. La Regina vince il derby con il Catanzaro, decide il gol di Bianchimano difeso strenuamente dalle parate di Cucchietti, corner battuto da Marino sul primo palo, Sparacello controlla palla in area piccola e mette in mezzo, Solerio prova la rovesciata ma non impatta, arriva in seconda battuta Bianchimano che scaglia una gran botta alle spalle di Nordi. Amaranto che tornano alla vittoria dopo 2 mesi, soffrendo moltissimo nel finale ma guadagnando 3 punti fondamentali per la corsa salvezza. Catanzaro che entra in una mini crisi con una striscia di un pareggio e 2 sconfitte. Successo netto del Cosenza al Marcello Torre di Pagani, quarta vittoria consecutiva per i rossoblù di Braglia che scalano le posizioni della classifica, un primo tempo positivo dei Lupi che si trovano meritatamente in vantaggio. Al 9° minuto, dopo l'ottima avanzata di Calamai sulla sinistra, Bruccini è bravo sul secondo palo ad insaccare di destro la rete dell'1-0. Ospiti che avrebbero potuto incrementare il vantaggio, ma Tutino non ha sfruttato 3 ottime occasioni per imprecisione o per gli ottimi interventi di Galli entrato al posto dell'infortunato Gomis. Impalpabile la prestazione della Paganese in evidente difficoltà e incapace di impensierire Saracco. Nella ripresa la Paganese ha cercato di rientrare in partita ma non ha trovato vita facile. Il Cosenza, ben organizzato, ha trovato il raddoppio con Dorazio, bravo a stoppare un cross perfetto di Calamai e a mettere in rete. Lupi vicini al tris, ancora con Tutino lanciato in contropiede ma fermato ancora una volta dall'estremo difensore Campano. Chiude con una vittoria in Randall, Marco Lorenson contro l'Acragas, decidono le reti di Rossini e Franco che mettono KO un avversario che fino all'espulsione di Mileto ha arginato discretamente le iniziative avversarie. Un risultato giusto per quanto visto in campo, con i biancorossi bravi a creare parecchie occasioni da rete. Il vantaggio dei padroni di casa quasi immediato, passaggio di Riccardo dal vertice sinistro dell'area piccola per l'incursione centrale del centrocampista Franco che infila con tempismo Vono. Il raddoppio sugli sviluppi del calcio di punizione assegnato in occasione dell'espulsione di Mileto. Rossini è lesto a battere a rete superando per la seconda volta Vono. Il Rende di Trocini chiude l'anno a quota 31. È il 2017 del calcio calabrese, volti e storie di un anno intenso in 120 secondi. Gianluca Pasqua. Un 2017 da incorniciare per il Crotone, l'impresa salvezza targata Davide Nicola, protagonista sulla panchina del rossoblù e non solo. Il suo Giro d'Italia ha raccontato sulle strade del paese una storia dai tanti significati. Poi, come tutte le favole, il finale che non è sempre lieto. Le dimissioni a sorpresa con la squadra pienamente in corsa per la salvezza e un nuovo allenatore, Walter Zenga, al quale si chiede un'altra impresa.
Dalla Serie A alla Serie C, con vista sulla cadetteria, un sogno accarezzato dal Cosenza di Stefano De Angelis, svegliato sul più bello a 180 minuti dal traguardo, nella doppia sfida con il Pordenone, decisa da un gol di scarto e condizionata dall'infortunio serio capitato da Lambaclè. Poi il nuovo corso, diretto da Stefano Trinchera, la breve esperienza con Gaetano Fontana in panchina e il rilancio firmato da Piero Braglia, che ha riportato i lupi su un sentiero meno impervio. Dai play-out con la Vibonese allo scandalo Moneygate, un'estate turbolenta per il Catanzaro, poi la nuova alba con il cambio societario e la rivoluzione tecnica, le prime giornate con Alessandro Erra in panchina, un tira e molla terminato con l'arrivo di Davide Dionigi, un percorso in linea con i programmi, ma sempre con la speranza, seppur non dichiarata, di spiccare il volo al più presto. Anche la regina ha tentato di cambiare e migliorarsi, ma il progetto finora è riuscito a metà. Il tandem Basile-Maurizi ha raccolto tanto nelle prime giornate, per poi arenarsi tra novembre e dicembre. Gli Amaranto stanno già correndo ai ripari per cercare di evitare che il girone di ritorno diventi un'agonia. E poi c'è il Rende, l'ultima arrivata e salita più in alto di tutte. I biancorossi di Trocini, catapultati in Serie C, hanno approcciato al meglio la nuova realtà, diventando la classica mina vagante. Grandi soddisfazioni, isolate battute d'arresto e una classifica che lascia aperti gli scenari più ambiziosi. Una notizia di pubblica utilità: la società Ecologia Oggi SPA, che gestisce il servizio di raccolta differenziata, informa le utenze della città di Cosenza che il giorno di Capodanno, a causa della chiusura degli impianti regionali, non avverrà il ritiro della frazione organica. Pertanto la stessa Ecologia Oggi raccomanda di non esporre la frazione organica la sera del 31 dicembre. Vi lascio adesso alle previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. La saccatura alimentata da aria fredda di origine artico-marittima che ci ha interessato fra giovedì e venerdì ha provocato, oltre a mareggiate sul Tirreno, anche diffuse nevicate sui monti, dal Pollino all'Aspromonte, oltre i 750-800 metri. Tale saccatura ormai sta traslando verso est, lasciando il campo a un fugace promontorio anticiclonico che farà appena in tempo a garantire una notte di Capodanno senza piogge, con temperature anche oltre le medie del periodo, in attesa di un nuovo peggioramento che ci interesserà molto probabilmente a partire dalle ore diurne dello stesso 1 gennaio del nuovo anno. Diamo quindi uno sguardo alle previsioni in dettaglio sulla Calabria per le prossime 48 ore. Domenica, giorno di San Silvestro, cieli poco nuvolosi per passaggio di nubi alte. Qualche nube sparsa in più su litorali tirrenici. In serata, ulteriore aumento della nuvolosità sempre sui litorali tirrenici, in particolar modo del Cosentino. Temperature in generale aumento ovunque. La notte di Capodanno, pertanto, sembra prospettarsi ovunque senza piogge, con temperature quasi certamente non fredde. Analizziamo adesso lo stato di mari e venti. Domenica, Mar Tirreno e Stretto di Messina mosso, Mar Ionio poco mosso. Dalla tarda mattinata i venti si disporranno da ovest deboli, moderati solo su golfi di Corigliano e Squillace. Per ulteriori notizie sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, come di consueto, al nostro sito internet www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria, su cui vi invito ad apporre il vostro mi piace. La puntata odierna termina qui, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento.